Per Guida ai Campionati siamo con Samuele Favaro. Samuele, vice mister, il tuo ruolo nella società, la partita di oggi. Beh, la partita di oggi sapevamo che era una partita molto difficile da parte nostra, anche perché qui abbiamo sempre perso gli anni prima, 2 anni prima, e poi avevamo un po' una formazione un po' rimarginata con qualche elemento fuori, però il mister ha sempre detto dall'inizio anno che abbiamo una rosa completa e che dalle più giovani alle più vecchie abbiamo tutte quante giocatrici che danno fiducia per la squadra per riuscire a fare un buon risultato e il cammino di questo campionato. La partita di oggi è stata dura, siamo stati bravi al primo tempo a tenerle lì, alte, abbiamo sempre pressato, poi siamo andati sul risultato di 1-0 a fine primo tempo, al secondo tempo loro sono venuti fuori un po' con più grinta, noi forse avevamo un po' più di paura a fare certe scelte, certe giocate e abbiamo purtroppo per un errore abbiamo preso il gol. Dopo sono state brave le ragazze a insistere e a segnare proprio il gol nei minuti finali. Complimenti a loro, veramente brave, è veramente una bella prova di queste ragazze qui. Inter Veneto che ha dimostrato caparbietà e volontà di portare a casa il risultato. Sì, beh, la volontà di portare a casa il risultato c'è stata, anche domenica scorsa c'è stata la volontà di portare a casa il risultato e questo è una cosa molto positiva per le nostre ragazze che ci credono fino alla fine a lottare per portare a casa questi 3 punti e per riuscire a fare bene in questo proseguo di campionato. Ringraziamo Samuele. Grazie mille a voi, buona giornata. Siamo con Alice Casagrande. Alice, come non darti spazio con un gol che ha portato altri 3 punti e questo è il secondo consecutivo. Un gol importante, forse più importante di quello della scorsa partita e niente, ci credevamo tutte insieme e siamo riuscite a farcela anche stavolta. Inter Veneto che ha dimostrato caparbietà fino all'ultimo minuto. Sì, anche loro non hanno mai mollato e niente, forse noi ci credevamo un attimo di più e dopo, ripeto, loro sono state brave e non so quante volte abbiamo vinto in casa loro, finalmente quest'anno abbiamo sfatato questo mito, insomma. Un Vittorio Veneto che dimostra comunque di essere una squadra di vertice. Sì, più che altro dimostriamo che non molliamo, cose che magari l'anno scorso veniva un po' a mancare, quest'anno abbiamo migliorato anche da quel punto di vista. Dopo adesso sappiamo che andando avanti sarà sempre più dura se vogliamo rimanere lì. Speriamo in un passo falso anche delle avversarie e vedremo poi i conti si fanno sempre alla fine. Siamo ora con Francesca Zanella. Francesca, sei rientrata dopo 4 mesi di assenza perché eri via per impegni tuoi e entrare subito così senza allenamento, diciamo in settimana ne hai provato solo uno, neanche quello forse, e 45 minuti comunque di qualità. Sì dai, cioè mi è dispiaciuto un po' per la febbre più che altro perché già ero poco allenata, quindi speravo di dare qualcosa di più, però insomma non mi aspettavo di sicuro di iniziare così, insomma. E sono contentissima per la vittoria e cioè se pareggiavamo oggi mi arrabbiavo proprio, cioè, l'ho detto alle ragazze perché insomma torni e pareggio sarebbe stato brutto, però la squadra ha dimostrato ancora una volta di non mollare mai fino alla fine e sapevo, cioè in fondo lo sapevo che si sarebbero portati a casa i 3 punti, insomma, me l'aspettavo dalle ragazze. Ti sei immedesimata subito nell'ambiente, come era già ovvio, ovviamente conoscendolo già, e hai capito che quest'anno c'è un salto di qualità. Sì, non è facile, cioè poi oggi a maggior ragione, insomma, non è stato facile giocare contro una squadra comunque competitiva e comunque con le mie compagne che insomma sono un passo avanti a me in questo momento, quindi sì, è stata dura. Però sì, nonostante il livello sia alto, cioè, abbiamo dimostrato ancora una volta di meritare quel primo posto, insomma. Speriamo di portarlo avanti fino alla fine. Ti abbiamo accolto noi questa settimana all'aeroporto dicendoti magari trovi spazio subito e subito l'hai trovato, ma vuoi per coincidenze di mancanza di uomini? Sì, no, cioè finché si buttava là sul ridere ok, però sì, non me l'aspettavo. Poi sì, ovvio che
questa cosa è stata dovuta a assenze anche importanti, quindi sì, è stata un po' una coincidenza, diciamo. Ringraziamo Francesca Zanella e buon campionato. Grazie, ciao a tutti. Siamo con mister Marcelli, mister per Passione Calcio, una Jesina cresciuta alla distanza. Allora, una Jesina che io conosco le qualità della mia squadra e comunque sia, anche il secondo tempo abbiamo cercato di mettere sotto Vittorio Veneto. Ottima squadra, nulla da togliere a loro, giustamente stanno primi in classifica, buona squadra, comunque sia noi abbiamo fatto il nostro gioco, siamo riusciti a trovare il pareggio, abbiamo provato a fare qualcosina di più ma comunque sia non ci è venuto. Alla fine la sfortuna di prendere questo gol sul calcio piazzato e questo è quanto. Un po' di rammarico per il risultato finale, magari forse il pareggio era un po' più giusto. Arrivavate comunque da una serie di vittorie consecutive. Sì, avevamo fatto 6 vittorie consecutive, speravamo comunque sia di continuare con la nostra marcia per poter arrivare il prima possibile comunque sia agli alti livelli della classifica. Siamo a quel punto lì e eccoci qua. Domenica prossima? Domenica andiamo a Padova, un campo che comunque sia nell'andata avevamo perso in casa con una squadra che veniva sotto da un nuovo campionato, per loro la Serie B. Cerchiamo di ottenere, di ricominciare comunque sia con la vittoria e di riprendere il nostro cammino per puntare il più in alto possibile. Ringraziamo mister Marcelli. Grazie a voi.